Uno, via. A voi. Buonasera! 50 coppie per i 50 anni di Ittiri Cannedu. 50 meravigliose coppie, 50 luoghi meravigliosi della nostra isola, 50 coppie di amici, di associazioni che hanno stretto rapporti, relazioni con Ittiri Cannedu, e noi volevamo significare questi 10 lustri proprio formando il numero 5 e 0, non so se riuscite a vederlo bene, ma dal drone certamente si potrà apprezzare, per segnare insomma questa forza dei 50 anni di Ittiri Cannedu, ma di tutta l'isola intera. Sì, di tutta l'isola e di tutti questi amici che hanno davvero scritto un pezzo di storia con noi. Quindi grazie, grazie di cuore per la vostra presenza qui per i nostri 50 anni. E quindi grazie, io li vorrei citare tutti, perché vorrei ringraziare Aggius, Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Bolotana, Burgos, Busacchi, Codrongianus, Desulo, Dorgali, Florinas. e ancora Cossoine, Galtellì, Fonni, Gavoi, Gonnesa, Ghilarza, Ergoli. Maracalagonis, Meana Sardo, Monti, Nulvi, Nuoro. E poi ancora a seguire abbiamo Oliena, Ossi, Olbia, Orgosolo, Ozieri, Osilo, Olmedo, Ollolai, insomma tanti. Oristano, Vodda, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore. E poi a seguire abbiamo anche Quartu Sant'Elena, Romana, Samugheo, San Luri, Sant'Ulussurgius, Selargius, Sennori, Sestu, Silanus, Siligo, Sorgono, Tempio, Villanova, Monteleone. Quindi davvero tanti, tanti punti, tanti centri della nostra isola qui Così. ad Ittiri oggi. Aiutateci con un applauso forte ad abbracciare tutta la Sardegna, la bellezza degli abiti tradizionali, ma soprattutto l'amicizia con Ittiri, con tutta l'associazione. Oh, che bello iniziare così questa edizione. Abbiamo detto che era speciale questa edizione, ma insomma abbiamo fatto veramente una cosa meravigliosa con tutti loro. Bene, li accompagniamo con un applauso grande. E allora piano piano li facciamo uscire in modo ordinato. Ecco, prima lo 0, vanno fuori piano piano, andate, e poi il 50. allora lasceremo. 5, Ecco, nel frattempo io vorrei già, Maria Caterina, intanto ringraziare le istituzioni che sostengono l'Ittiri Folk Festa, perché è una grande macchina organizzativa che mette insieme tante esperienze, tante persone, tante realtà, quindi grazie alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Presidenza del Consiglio regionale, alla Fondazione di Sardegna. Alla Camera di Commercio che ci ha inserito nel circuito Salute e Trigu, al Comune di Alghero, alla Fondazione Alghero e a tutti gli sponsor privati che hanno sostenuto questa nostra manifestazione. E naturalmente il Comune di Ittiri, quindi la città intera di Ittiri. Grazie infinite per tutto questo. E stasera, cari amici, cari concittadini, anche questa volta mi posso anche permettere di dire così, avremo tante cose da raccontare, perché Maria Caterina, ieri abbiamo, come dire, aperto al mondo in 3 località, stasera addirittura raddoppiamo.
Sì, stasera ritroveremo gli ospiti che abbiamo già avuto ieri e quindi il Venezuela, il Benin e la Serbia, ma poi faremo ancora un viaggio attorno al mondo con la Bulgaria, poi Martinica e Brasile e poi naturalmente con l'accenno alla nostra Sardegna con Quartu, Busacchi e Osilo. Quindi davvero un quadro variegato e importante stasera che sarà aperto però da Ittiri Cannedu, perché c'è sempre questo filo conduttore. In questi 50 anni vogliamo, in queste celebrazioni, diciamo, per i nostri 50 anni vogliamo raccontare la storia di Ittiri Cannedu. Ieri abbiamo visto esibirsi sul palco la formazione attuale, diciamo, stasera poi apriranno i bambini e poi ci sarà il gran finale con tutti coloro che hanno scritto la nostra storia. Vorrei ricordare invece le emozioni che abbiamo vissuto in questa giornata, a partire da questa mattina con l'evento di fede, religioso, con la celebrazione della messa solenne dei popoli e poi questo pomeriggio con la gran parata. Sì, una grande occasione per entrare nel mondo del folklore, ma anche per aver anticipato questi contenuti con la bella parata, insomma, che segna ogni anno questa edizione. Aspettiamo che escano tutti perché veramente sono tante, sono 100 persone, le nostre 50 coppie. Però ecco, oggi chiuderemo solo una parte perché poi avremo ancora delle cose domani, insomma, dopodomani. Sì, domani proseguiremo con il bellissimo momento della cena etnica, quindi in Piazza Marconi ci sarà la possibilità di gustare i sapori che provengono dal mondo, quindi i piatti che sono preparati dai gruppi ospiti qui ad Ittiri e sentire la loro musica e danzare con loro. Una serata che a noi piace molto perché ci dà la possibilità di vivere da vicino i gruppi e poi martedì la grande chiusura ad Alghero. Ma noi adesso abbiamo il palco praticamente pronto per iniziare con la cerimonia delle inni nazionali che poi apre ufficialmente questa serata. Assolutamente sì, anzi io mi metterei proprio, ci mettiamo da questa parte, Maria Caterina, così cerchiamo di dare tutto lo spazio e la scena ai veri protagonisti che ci anticiperanno in qualche modo. Eccoli qua, partiamo proprio da Ittiri, i più giovani, e poi Quartu Sant'Elena, l'associazione Suidanu, e poi ancora Busacchi, l'associazione Busacchi Bella Mia, e poi ancora Osilo con Tufudesu. Ecco, possiamo andare avanti verso il pubblico, così può partire l'inno nazionale. L'inno nazionale. Ma anche l'inno nazionale italiano. E salutiamo dunque tutti i nostri ospiti della nostra terra che si possono accomodare al lato, da quella parte Osilo e da quella parte tutti i vicini. Facciamo una sorta di arco, di semicerchio, perché adesso io vorrei consegnare, insomma, i doni. In che cosa consistono, Maria Caterina? Consegniamo pure, prego. Prego, le bambine, i bambini, i ragazzi della scuola di ballo Ittiri Cannedu consegnano naturalmente la nostra maglietta, la locandina contenente la grafica, poi una bottiglia d'olio offerta dall'associazione Sischima d'Orza, gli olivicoltori ittiresi, e poi un sapone che ha inciso il simbolo dell'elefantino, il simbolo della nostra grafica, realizzato dall'olio Fratelli De Logu, e poi anche
l'elefante proprio che abbiamo utilizzato come simbolo di questa manifestazione. Cominciamo a fare questo nostro viaggio ideale nel mondo del folklore. E continuiamo con Venezuela, Escuela Municipal de Danzas Mariara. Venezuela. Cari amici del Venezuela, accomodatevi pure da quella parte, noi andiamo avanti con la prossima. Andiamo avanti con la Bulgaria, l'ensemble Radi Radev arriva da Sofia, Bulgaria. Da Sofia, Bulgaria. E anche per loro è un ricordo di questa serata. Venite bambine. Allora potete andare da quella parte, vicino a loro, così facciamo un unico cerchio e segniamo l'amicizia tra i popoli attraverso queste belle coppie. Noi stiamo raccontando, vero, non solo ai nostri amici qui al parco, ma... No, ma siamo anche in diretta, come in tutte queste serate, sulla pagina Facebook dell'Associazione Culturale Folclorica Itiricannedu, grazie al regista Marco Tolu, e quindi saluto veramente anche tutti coloro che ci seguono sui social. E adesso le Super Angers, Wendona Bua de Benin, è il gruppo dunque del Benin. Benin. Il Benin che abbiamo apprezzato ieri, ma anche stasera da quella parte, anche stasera avremo modo insomma di apprezzare ancora e di entrare nelle loro danze. Ma adesso... Martinica, Compagnie de Danse Poncanel. Martinica. Eccole, le Antille francesi. Les soudés, faudrait nous faire force pour sauver la terre qui fait nous ni manger joli. Antilles, mais on s'est dit c'est paradis. En mon sauteur qui capotait la vie. Un bel saluto alla Martinica, questa compagnia di danze Poncanel. Allora, accomodatevi pure, sì, da questa parte. Eccoci e intanto qua arrivano le nostre bimbe a consegnare anche agli amici del Martinica l'omaggio che ieri abbiamo consegnato già al Benin, al Venezuela e alla Serbia. Ancora un'incursione in Europa, è così? Adesso torniamo, sì, abbiamo di nuovo la Serbia con il folk group Milenko Stojkovic da Kličevac. La Serbia anche ieri li abbiamo apprezzati e stasera si ripropongono.
Ecco gli amici della Serbia, a questa parte anche voi. E poi torniamo in Sud America invece con il Brasile, Samba Alegria. Ecco, Brasile. Brasile, e anche per gli amici del Brasile un ricordo di questa manifestazione. Vieni, guadagniamo questa parte del palcoscenico, Maria Caterina, così ci prepariamo per raccontare altre belle cose che succederanno stasera. Bene, questo bel quadro ci piace molto, mi sembra insomma una bella anticipazione di quello che succederà stasera su questo palcoscenico, quindi in ordine come sono arrivate sul palco noi li possiamo salutare e congedare, quindi ragazzi da Ittiri cominciano... Ittiri, Quartu, Busachi, Osilo e poi ancora Venezuela, Bulgaria, Benin, Martinica, Serbia e Brasile. Ok, eccoli qua. Quanti luoghi, quanta musica avremo, quante danze, coreografie, costumi, maschere, mistero, fascino, tante cose stasera. Oh, però adesso andiamo per gradi, perché dobbiamo partire da casa e quindi dobbiamo partire dall'associazione, dalla famiglia, dai giovani, dal futuro. Sì, partiamo proprio dal futuro, perché un'associazione per essere longeva, raggiungere 50 anni, ma soprattutto sperare di andare oltre, deve seminare. Ed è quello che ha fatto l'Associazione Culturale Folclorica Ittiri Cannedu con la scuola di ballo Ittiri Cannedu. I bambini che si esibiranno stasera hanno iniziato il loro percorso a settembre e si sono davvero impegnati tanto per riuscire a calcare questo palco stasera. E io li vorrei già qui sul palco. Eccoli qua. I ragazzi, le ragazze, bravi, così. I bambini e le bambine della scuola di ballo Ittiri Cannedu. Senti Ottavio il calore, qua c'è la tifoseria, il pubblico che li accoglie. Ma che bello, dai più piccoli, dai più giovani fino insomma ai ragazzi che bene si sono, come dire, inseriti in questa famiglia, anche loro diventano le piccole, tante formichine anche loro, per riproporre un po' il messaggio di quest'anno. Cosa succederà con loro? Cosa ci racconteranno nel ballo e nel suono? Si esibiranno con il ballo più tipico, più rappresentativo, no? Poi di Ittiri, che è Saddanza Ittiresa, accompagnati dall'organetto di Francesco Deiana, dalla chitarra di Tore Mazzau, la scuola di ballo Ittiri Cannedu.
Ma che meraviglia, prendetevelo tutto l'applauso di questo pubblico. Ottavio, vieni. Sì, no, io vorrei veramente, ognuno di voi, perché insomma, visto che siete così giovani, dovete ricordarvi di aver aperto l'edizione dei 50 anni di Ittiri Cannedu, quindi è un pezzetto di storia che nasce da oggi, per cui vi dovete ricordare questa giornata e vi dovete ricordare bene questo applauso meraviglioso. Tutto solo per voi, eh? Ma io vorrei, Ottavio, qua adesso insieme ai bambini vorrei accogliere con un grande applauso i maestri Franco e Silvia. Sono le guide, eccoci qua. Franco, Ottavio e Silvia. Allora, Ottavio, Franco e Silvia, vi prendete Bene, l'applauso del bene, pubblico bene qua. e soprattutto l'affetto grande dei vostri bambini che una sorpresa ve l'hanno riservata. Venite. eccoci qua. Ecco qua, ci tenevano a far consegnare i fiori dalle più piccoline. Dovete sapere che veramente questo è frutto, è un'idea, è una volontà di tutti loro, non sono stati consigliati da nessuno. Da nessuno, si sono organizzati da soli, hanno contattato direttamente noi per sapere come potessero fare. Che bella cosa. Allora io direi, state qua, perché io quando vedo Franco mi sembra di vedere quando mi prende in giro, ma allora vorrei avere, se fosse possibile, oltre ai maestri, ragazzi più giovani, come abbiamo fatto ieri, siccome mi piace significare questo momento, perché lo abbiamo detto, è una serata speciale, io vorrei che ce la potessimo godere come Ittiri Cannedu, quindi vorrei ancora tutto il direttivo, almeno quelli che sono intorno al palco, sul palco, il direttivo Ittiri Cannedu. Chi è che abbiamo? Venite. Dai, forza, abbiamo già sul palco Franco, Eccoci Salvatore, qua, tutti qui. Apriamo un Piero, attimo, facciamoli Francesca. entrare. Dai, forza. Eccoci qua. Antonella, Gianmario, Giambattista, Giuseppe. Allora, eccoci tu. Io vado qui adesso. Sì, tu sei nel direttivo. Dov'è Peppino? Peppino Fiori, dove sei Peppino? Peppino! E ieri c'era nel direttivo. Dove sei Peppino Fiori? Vorrei farti fare l'applauso anche a te insieme a tutti. Va bene. Vabbè, però glielo manderemo a casa l'applauso. No, lo vedo, sta arrivando. Ah, eccolo qua. Peppino, vieni. Oh, bene. Questo per dire che insomma così siete vicino ai ragazzi, i ragazzi possono essere felici di aver
come dire, ballato. Vieni, mettetevi qua perché mi fa piacere che siate tutti, o almeno quantomeno il più possibile. Ecco, adesso possiamo fare un applauso bello alla grande famiglia, associazione Iteri Cannedo. Ieri ci ha raccontato alcune cose Piero, oggi vorrei, Peppino, tu una battuta, insomma, mi fa piacere sentirla su questa associazione. Ma oggi non c'è premio, quindi cosa posso dire? Niente, ringrazio gli amici del gruppo per il premio che mi hanno assegnato, mi ha fatto veramente piacere. Cosa devo dire? Io ci sono dal 77 nel gruppo folcloristico, quindi sto seguendo a ruota Piero Simola, come dicono i ciclisti. Quindi ringrazio tutti e soprattutto anche tutti i cittadini di Iteri che ci hanno sempre seguito e apprezzato in tutti i festival che abbiamo fatto e tutte le nostre esibizioni. Grazie a tutti. Grazie Peppino. Cari ragazzi, adesso si lavora, basta con queste cose, andiamo dietro le quinte e diamoci da fare perché c'è tanta roba da fare, quindi uscite prima voi perché io per ultimo vi vorrei far uscire i ragazzi, eccoli qua. Grazie. Stasera abbiamo segnato, insomma, il gruppo e adesso da chi cominciamo? Cominciate voi, chi è che esce per primo? Ci date un po' di musica per accompagnarli? No, ragazzi. L'idea di proporre Tore Mazzau alla chitarra, Francesco Deiana all'organetto. Grazie ragazzi, grazie. Dicevo subito l'idea di proporre il Brasile, quindi come prima proposta di stasera, quindi immediatamente nell'immaginario c'è samba, bossa nova, ma in realtà sono un'infinità le danze, gli stili proprio del ballo, dei balli brasiliani, ma anche l'insieme fra danza e capoeira, quindi tutte queste realtà che partono da una rappresentazione di quelle che possono essere le arti marziali, ma con i ritmi della danza, così come ci hanno abituato in Brasile, che tra l'altro è diventata anche un po' patrimonio dell'umanità questa danza stesso. Mi piace ricordare anche una grande evoluzione, perché dalla musica indigena si è arrivata a tutte le contaminazioni fino a quella che oggi noi amiamo come musica brasiliana, la nuova musica brasiliana, quella di Tom Jobim, di Vinicius de Moraes, di João Gilberto, di Caetano Veloso, insomma un mondo, un universo musicale. E stasera con questa associazione che va avanti da 20 anni entreremo in alcuni quadri di danze, vero? Sì, passeremo dalla danza afrotribale, nata poi nel periodo della schiavitù, sono quasi dei combattimenti danzanti coi bastoni, che poi sono un simbolo in realtà della guerra con le spade. Questa sarà la danza maculelé. Avremo poi un bellissimo momento di samba, quindi questo ritmo travolgente brasiliano che ormai tutti conosciamo, per concludere poi con la capoeira, l'arte marziale brasiliana che è nata nel periodo della schiavitù e nasce in realtà come camuffamento, come trasformazione, diciamo, per fare in modo che attraverso la danza in realtà gli schiavi mascheravano la lotta, e questo era un modo per riuscire a fuggire, perché il nemico bianco si trovava diciamo spiazzato davanti a quella che sembrava una danza e invece poi in questo modo veniva sconfitto. Samba, allegria, Brasil. Brasil. Yeah. Bom dia, a pensa meu papai a pensa, maculelê.
que vem lá, eu beber muito, que vem lá, montada a cavalo, que vem lá, fumando charuto, que vem lá. Capoeira, din 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 dum. Capoeira, din 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 din. Capoeira, din 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 dum. Capoeira, din 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 din. Ha. Como vai? Tudo bem? Saudade, vamos lá pra zoar luminosidade. Eu tô bem, tô relax, no estresse. Quero ver a alegria estampada no rosto. Braço de quê? Da morena que samba, do futebol. E a torcida comanda, terra do carnaval e do trabalhador. É de cair, é de calor. Capoeira, din 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 dom. Capoeira, din 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 din.
din dom. Capoeira din 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 din. Ha. Oh. Como vai? Tudo bem? Saudade, vamos lá pra zoar luminosidade. Eu tô bem, tô relax, no stress. Quero ver alegria estampada no rosto. Brasil de quê? Da morena que samba, do futebol. E a torcida comanda, terra do carnaval e do trabalhador. É de cair, é de calor. Capoeira din 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 dom. Capoeira din 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 din. Capoeira din 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 dom. Capoeira din 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 din. É do sangue, é do reggae, axé. Tá no sangue, é do rei Pelé. É velô, é saudade, é cena. Sou Brasil, quem não é? Que pena. É do funk, é do rap, axé. Tá no sangue, é do rei Pelé. É velô, é saudade, é cena. Sou Brasil, quem não é? Que pena. Capoeira din 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 dom. Joga. Capoeira din 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 din. Como é malandro. Capoeira din 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 dom. Capoeira din 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 din. Capoeira din 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 dom. Capoeira din 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 din. É velô, é saudade, é cena. Sou Brasil, quem não é? Que pena! Capoeira din 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 dom. Capoeira din 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 din. Capoeira din 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 dom. Como é malandro. Capoeira din 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 din. Grazie ai nostri amici del Brasile per la festa musicale che ci hanno portato. Ok ragazzi, adesso tornate in voi, andate di nuovo in sala. Grazie, Ecco. grazie. Facciamoli andare Dai, da quella magari è più, parte. ecco, dai, Ok. facciamo il passaggio Non qui, però. dietro. Ok. Ristabiliamo insomma un po'. Accomodatevi pure ragazzi perché adesso riprendiamo insomma le nostri racconti. Anzi, prima Maria Caterina vorrei ringraziare perché nell'apertura con le 50 coppie abbiamo formato questo numero per segnare insomma l'attività del gruppo. Abbiamo citato tutti e mi sono dimenticato di citare Azzara che aveva ben 2 coppie, quindi grazie Azzara, mi fate un applauso anche per loro, così ricordiamo tutte le coppie che hanno partecipato. E Azzara che non li abbiamo nominati ma adesso abbiamo recuperato. Si sta preparando la parte musicale e la parte musicale in Bulgaria è molto importante perché intanto subito ci viene alla memoria il mistero delle voci bulgare che è una delle cose straordinarie
di questa nazione che dagli anni 50 del Novecento hanno fatto parte della radio bulgara per poi insomma andare un po' in tutto il mondo a raccontare queste polifonie particolarissime. Il gruppo che noi avremo ospite nasce alla fine degli anni 60 ed è un gruppo che prende il nome dal suo fondatore e coreografo Radi Radev, ma è importante perché loro hanno creato intorno al ballo principale, la danza nazionale, loro tutta una serie di coreografie. Ma è importante ricordare che in Bulgaria nasce anche un'altra esperienza in questo luogo europeo, cioè la danza rituale dei nestinari. Anche qui le prime esperienze di una danza che ci porta in una sorta di trance per attraversare le braci, quindi un passaggio molto molto importante. E poi naturalmente invece quelle che vedremo sono tutta una serie di danze e di coreografie che raccontano molte parti della Bulgaria. Sì, molte parti della Bulgaria attraverso queste danze che sono veramente difficili da eseguire, caratterizzate da passi estremamente veloci, da salti acrobatici. Tutto questo attraverso le coreografie del fondatore, appunto Radi Radev, di cui l'ensemble porta il nome, coreografie che sono in realtà una riproduzione fedele dei movimenti e dei passi antichi delle danze tradizionali col tipico stile e carattere dello shop. In particolare sono danze che raccontano le fatiche nel lavoro nei campi, ma nonostante la fatica dopo ci si ritrovava in questo momento di festa per celebrare appunto la fine del lavoro. E in particolare le danze sono accompagnate dagli strumenti tipici bulgari, di cui uno è il tapan, il tamburo, e poi la gadulka, che è uno strumento a corde tipico della Bulgaria appunto. Bene, poi naturalmente l'accordeon, che è la fisarmonica che è diffusa praticamente in tutto il pianeta e quindi si adatta a seconda delle esigenze ad esprimere ritmi e tempi. Molto interessante dunque questo viaggio all'interno di un paese che ha questi ritmi incalzanti di cui parlavi, che sono chiari riferimenti all'area balcanica, ma poi tutta una serie di situazioni particolari che ci richiamano a quei flussi dei popoli che arrivano fino all'Oriente, quindi un insieme di meraviglie nelle danze del gruppo Radi Radev della Bulgaria.
Il ritmo incessante della Bulgaria, grazie. Bene, come avrete notato anche stasera a fianco al nostro palco c'è la mongolfiera di Radio Sintony, la nostra radio partner che ha seguito tutti i momenti della nostra manifestazione e che è anche qui stasera e poi a conclusione della serata ci sarà anche oggi il DJ set. No, non è che c'è il DJ set, c'è il DJ, perché c'è Simon Luca, c'è il mio fratellino, nel senso buono, nel senso che è un DJ straordinario e quindi vi farà ballare, divertire e vi porterà insomma fino a notte fonda nella bella musica. Vai Simon Luca dopo. E adesso invece torniamo in Sardegna dalle mie parti, quindi andiamo in Campidano, dove con precisione? Andiamo a Quartu con l'associazione folk culturale di Suidanu, a Quartu Sant'Elena. Suidanu ci ha dato un esempio del loro lavoro, nel senso che la ricerca di tutti quegli abiti che hanno caratterizzato tutto l'Ottocento e i primi anni del Novecento nell'alta borghesia, quindi è stato veramente uno spettacolo e stasera ci riportano quegli elementi del vestiario tradizionale così cari e così preziosi di che rappresentano tutto il Campidano di Cagliari. Il ballo che l'associazione Suidanu ci propone è quello che noi chiamiamo semplicemente su ballo sardo, su ballo dundu campidanesu, e in questo caso la musica è affidata all'organetto diatonico e vorrei che voi mi aiutaste, perché qui ve lo chiedo, perché vorrei fare un saluto ad una persona cara e a un musicista straordinario, un caro amico, Giacomo Longoni. Vorrei fare un applauso bello per lui. Grazie per esserci qui, grazie. E adesso il ballo di Quartu Sant'Elena. Ballo tundu campidanesu, Quartu Sant'Elena.
Grazie Lucio per tutto quello che fate, grazie davvero. Grazie Ottavio e grazie Ittiri, sempre calorosi e accoglienti. Grazie a tutti, a Trusannus. Fammelo dire, un grande grazie a Lucio Carboni veramente per questa amicizia forte che ci lega al vostro gruppo, alla vostra associazione, perché insieme davvero abbiamo scritto tanti pezzetti di storia. Grazie per la vostra partecipazione alla parata, non solo col gruppo ma anche con tutti gli abiti borghesi, così vestivano a Quartu, questa manifestazione così importante che organizzate. Quando sarà? A settembre? A settembre, il 28 settembre. Perfetto, e allora vi diamo appuntamento a Quartu anche il 28 settembre con Così vestivano a Quartu. Grazie Lucio. Grazie Lucio. Grazie Ittiri, a Trusannus. De Wallada. Grazie a lui, anche a Giacomo Longoni. Allora, queste formichine ci raccontano un po' la storia. Non l'abbiamo detto però, perché non lo racconti della grafica? Perché è bello, magari c'è tanta gente che ieri non era presente. Riusciamo a dire due parole su questo? E certo, è una grafica quest'anno particolarmente significativa che è ispirata a un antico proverbio africano che dice che se le formiche si mettono d'accordo possono spostare un elefante. A questo ci siamo ispirati per i 50 anni dell'associazione, perché in effetti tutti i soci e le socie che hanno scritto la nostra storia sono come tante piccole formiche, un esercito di formiche che è riuscito però poi negli anni a dare vita a questa creatura mastodontica e nello stesso tempo così longeva che è il nostro festival simboleggiato dall'elefante. E quindi le formiche le abbiamo anche volute realizzare qui grazie all'allestimento floreale di Caterina Cannoni, e questo è proprio la nostra mascotte, diciamo, insieme alla grande elefante, questo esserine così piccolo e questa creatura invece così importante, così longeva e così di buon augurio. Allora, invece veniamo alla nostra prossima proposta, perché nell'86 il capo coreografo Adolphe Alladé ha fondato questa associazione, il Balletto Nazionale del Benin praticamente, e all'interno di questo balletto nazionale ci sono tutta una serie di coreografie, ma poi una parte molto importante perché è ancorato, ispirato alla tradizione, quindi tutti quei balli che nella grande Africa presentano una grande espressività. E tra l'altro il Benin è famoso anche per il mistero dei rituali voodoo, quindi tutto un approccio particolare a questo tipo di relazione fra il corpo stesso che entra in una dimensione diversa da quella che abitualmente siamo come dire, soliti ammirare. È molto interessante questo progetto dei super angeli del Benin, e quindi con queste strutture musicali, soprattutto le percussioni, le scansioni ritmiche, entreremo in una come dire, danza, una coreografia, una espressione popolare particolare.
Sì, sarà la danza Sato proprio, che è la danza dei grandi tamburi, che sono poi quelli che vedremo stasera, che sono considerati quasi sacri, come veramente con movimenti e ritmi spirituali che vengono suonati solo dagli uomini e che accompagnano poi una danza caratterizzata da un ritmo particolarmente incessante. Ecco, questo per completare il quadro, perché ieri sera, se qualcuno di voi era presente, avrà visto una serie di danze, di suoni proposti dal Benin, e stasera hanno scelto un altro repertorio dei tanti che loro hanno in questi 40 e più anni di attività, e quindi ci portano insomma delle cose assolutamente interessanti. Quindi l'Africa, che ha sempre condizionato piacevolmente, come dire, i ritmi musicali di tutto il Mediterraneo, stasera insomma avremo occasione di entrare proprio dentro questa esperienza musicale che mette in mostra, come abbiamo visto anche ieri, Maria Caterina, sia come dire, la bellezza dei suoni, ma anche la prestanza, la forza fisica, entrare totalmente, profondamente dentro le danze. Ti volevo coinvolgere perché ancora abbiamo bisogno di un minuto, perché vedo che ci sono i tecnici che stanno ancora discutendo sull'allestimento, quindi... Certo, ma intanto io ne approfitto per ricordare comunque al nostro pubblico anche i prossimi appuntamenti, quindi domani appunto lunedì nella Piazza Marconi con la cena etnica, e poi ancora martedì il gran finale ad Alghero con la chiusura. Alghero di solito era una piazza che ci ospitava per l'apertura del nostro festival, quest'anno invece l'apertura l'abbiamo fatta a Itiri e continueremo quindi poi martedì ad Alghero, dove ritroveremo i gruppi che abbiamo ospitato qui per una settimana. Bene, siamo sempre anche in diretta streaming, quindi ancora una volta il nostro messaggio andrà ovunque, tutto è pronto e quindi possiamo annunciare Benin! Yahweh si no le deme, Yahweh si aho, Yahweh si toma yonunda, Yahweh si tatama yonde, Yahweh si ni no le deme, Yahweh si aho, Yahweh si toma yonunda, Yahweh si tatama yonde. Yahweh si ni no leleme, Yahweh si aho, Yahweh si toma yonuda, Yahweh si tatama yohode, Yahweh si ni no leleme, Yahweh si aho, Yahweh si toma yonuda, Yahweh si tatama yohode, Yahweh si ni no leleme, Yahweh si aho, Yahweh si toma yonuda, Yahweh si tatama yohode, Yahweh si ni no leleme, Yahweh si aho, Yahweh si toma yonuda, Yahweh si tatama yohode, Yahweh si ni no leleme, Yahweh si aho, Yahweh si toma yonuda, Nise yaga yohode, Nise yaga min mo leleme, Yahweh si iye, Yahweh si toma yonuda, Yahweh si tatama yohode, Yahweh si ni no leleme, Yahweh si aho, Yahweh si toma yonuda, Yahweh si tatama yohode, Yahweh si ni no leleme, Yahweh si aho, Yahweh si toma yohode, Yahweh si tatama yonuda, Yahweh si ni no leleme, Yahweh si aho, Yahweh si toma yonuda, Yahweh si tatama yohode, Yahweh si ni no leleme, Yahweh si aho, Yahweh si toma yonuda, Yahweh si tatama yohode, Yahweh si ni no leleme, Yahweh si aho, Yahweh si toma yohode, Yahweh si tatama yonuda, Yahweh si ni no leleme, Yahweh si aho, Yahweh si toma yonuda, Yahweh si tatama yohode, Yahweh si ni no leleme, Yahweh si aho, Yahweh si toma yohode, Yahweh si tatama yonuda, Yahweh
Bénin ça. Bénin. Yeah.
ciò qui. Eccoci qua, Benin. Benin, veramente l'energia del Benin, un gruppo molto amante dell'improvvisazione, tanto da decidere anche di cambiare programma, vero Ottavio, dietro le quinte senza annunciarlo ai presentatori, che quindi vi hanno annunciato una danza differente, ma avete goduto comunque di uno spettacolo ritmato, bello, ma veramente questo è anche il Benin, così. Va bene. Oh, adesso invece torniamo in Sardegna, perché non vi spaventate che sono due gocce che fanno d'acqua, ma non succederà nulla, tranquilli. Volevo intanto tornare in Sardegna, quindi organetto diatonico, eccetera, ma mi faceva piacere perché siamo veramente, ormai siamo tanti anni, Maria Caterina, che abbiamo il piacere di condividere questo piacere di stare insieme proprio durante il festival e raccontarlo al nostro pubblico, e ogni sera tu hai una miss diversa, e quindi complimenti a te per come le indossi e alla modista Giovanna Casiddu, perché insomma è veramente una artista e riesce a fare delle cose meravigliose. Sì, di Giovanna abbiamo avuto modo di vedere tutti i lavori anche venerdì durante la sua sfilata di moda, e dato che oltre a ringraziare Giovanna fammi ringraziare anche Maria Giovanna Michetti e Vanna Bidau per trucco e acconciature. Grazie. Va bene, allora chissà se un giorno faranno anche a me il parrucco, le cose. Beh, adesso sei cittadino onorario di Itiri, Esatto, quindi quindi, per vabbè, l'anno prossimo mi anche per te spetta ci di sarà lo diritto, stilista, vabbè. il trucco e il parrucco. Va bene, allora intanto io voglio salutare Lorenzo Chessa, eccoci qua, col suo organetto Beltuna meraviglioso, che oggi pomeriggio volevo citarlo, ma poi sono successe un po' di cose e non ce l'ho fatta, ma Lorenzo Chessa anticipa l'arrivo di un gruppo della nostra isola, di Subarigadu. Gruppo folk Busacchi, Bella Mia. Ecco Busacchi che ci ha fatto ammirare le bellezze del loro vestiario, e stasera ci portano nella festa di Busacchi. Busacchi è un luogo che è veramente una grande fonte di ispirazione per le tipologie del vestiario, per la ricchezza dei particolari, di tutti gli elementi del loro vestiario popolare, e anche del Suballe Usacchi, che è caratterizzante, con tutta una serie di micropassi, movimenti, figure che sono tutte determinate dalla parte inferiore del corpo, quindi si sviluppa in modo davvero molto complesso, articolato, c'è proprio tutto uno sviluppo e un racconto dei passi e dei movimenti in Suballu de Usacchi, e quindi avremo il piacere di vederne almeno uno, perché un altro dei loro patrimoni è Sannanza, ma ci sono tante altre belle cose. Stasera ne dovevano scegliere uno e hanno scelto il ballo più rappresentativo di Busacchi, con l'organetto, l'abbiamo detto, Di Lorenzo Chessa, Busacchi, Bella Mia.
Busacchi bella mia, grazie a Lorenzo Chessa, grazie a questa bella e importante associazione culturale e folclorica, grazie per tutto l'impegno che voi mettete, tutta questa bella passione, e poi il risultato è questo meraviglioso, insomma, degli abiti e dei balli dei Busacchi. Grazie infinite, e se Lorenzo ha piacere li accompagniamo con un applauso, li facciamo uscire. Grazie. Allora c'è una compagnia di danza che si chiama Pom Canel, è molto importante perché vengono da quella che possiamo definire l'isola della musica e del ballo, è un luogo irresistibile da questo punto di vista. Siamo nelle Antille, quindi nella zona di oltremare francese, dove quest'isoletta da una parte si affaccia sul Mar dei Caraibi, dall'altra sull'Oceano Atlantico, ed è molto interessante perché questa popolazione che vive veramente la musica profondamente, anche nelle attività lavorative mi pare, è una società multietnica, parte da quella di origine africana e poi amerindi, europei, e poi ancora indiani, arabi, insomma veramente una mescolanza di esperienze che hanno, come dire, formato anche uno stilema musicale di danze. Ci sono numerose feste che si svolgono lì nelle Antille, nella Martinica, ma una delle più importanti per il coinvolgimento è proprio la festa di Carnevale. Non so se ci sarà qualcosa di simile anche in questa rappresentazione. Sì, ci sarà anche quello, ci saranno le danze carnevalesche dal ritmo molto dinamico, ci saranno anche le danze acrobatiche, la dance du calbas, una danza caratterizzata appunto da un ritmo sfrenato, da acrobazie, che evoca un po' le origini africane di quest'isola, anche perché della popolazione, perché comunque è un'isola che davvero è un crocevia di culture. Ma la prima danza racconterà invece poi quella che è una delle attività principali a Martinica, che è la raccolta della canna da zucchero, e dopo il raccolto, dopo la lavorazione della canna, si festeggiava appunto come di consueto con la danza, e che stasera poi vedremo qua proprio che durante la danza utilizzeranno anche gli strumenti tipici poi di questa attività agricola. Sì, e tra l'altro ci porteranno in una, come dire, loro esperienza
che va proprio in realtà con quelle danze che hai annunciato, però ci portano un po' dalla begin allo zouk, cioè lo zouk è proprio il senso più profondo della festa. Ma in quest'isola della musica c'è anche uno spazio molto importante per la musica più contemporanea, per la musica che arriva dagli Stati Uniti, per il jazz, per tutta un'altra serie di esperienze dove organizzano dei festival veramente molto molto importanti. Ma siccome adesso tutto è pronto, quindi ci immergeremo principalmente nelle percussioni, abbiamo detto l'origine africana, quindi partendo da lì un grande coinvolgimento con Martinica. Adieu, adieu. C'est bon. Adieu. 1, 2. Microfono per i musicisti. Sione gazione, sione la mamma, sione la mamma, eti elele, Dumasioula, lui couvert la route, lui couvert la, aïe 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 aïe, eti elele, Dumasioula, a ouvert l'avant moi, Joanne a ouvert, eti elele. Pigeon de terre, pigeon de maman, pigeon
l'assemblée. Dégagez, 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 terre, dégagez, terre, dégagez, terre, dégagez, bon moi. Ouvrez la bon moi, ouvrez la gueule, ouvrez la titine, j'en coco les étiez les, étiez les, étiez les, étiez les, étiez maman, étiez yaya ouvrez, étiez maman, étiez titine, étiez Gilo, étiez maman, bijonnet terre, bijonnet bon moi, bijonnet Gilo, bijonnet titine, bah moi, qu'à monter dans moi, qu'à monter dans moi, oui si la tombée, oui si la tombée, bah moi, étiez maman, étiez lélé, étiez maman, étiez Gilo, étiez maman, étiez lélé, Arsinel roulé, bah moi, titine, roulé, chaud. Forme la pomme, balance la pèse la chair humaine. C'est Nérodé, 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 Nérodé. Maman Nérodé, Nérodé, Nérodé. Forme la pomme, balance la pèse la chair humaine. Portez balance ou pesez la mourir. Portez balance en le carré vers là. Portez balance en le carré vers là. Forme la pomme, balance la chile, bah moins soufflé. Nérodé, Nérodé, Nérodé. Nérodé, Nérodé, Nérodé. Nérodé, Nérodé, Nérodé. Femme bon balance avec la chair humaine. Nérodé, 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 Bélia. Nérodé, Bélia. Maman ba moi Bélia, souffle la titine. Bélia, maman là, on va là, Bélia, mon canel. Bélia, maman là, on va là, Bélia, maman là. Bélia, mon canel. Bélia, mon canel. Bélia, mon malade. Bélia, mon malade. Bélia, mon canel. Bélia, mon canel. Bélia, ma béné. Bélia, ma béné. Bélia, ma béné. C'est rigoler, mais pas mort, la vie tombée aux jambes pantalons. Rigoler, mais pas mort. Pourquoi dis-moi qui savent de café là? Rigoler, mais pas mort. Pas ça pleurer encore. Rigoler, mais pas mort. Pas ça parler encore. Rigoler, pas dit aïe. Si vous les parlez, pas dit aïe. Pas parler, pas dit aïe. Tout nous va nous aller, nous aller, nous chanter. On dit moi ou qu'à crier, maman. On dit moi ou qu'à chanter, nous aller, nous chanter, nous crier, nous danser. C'est Ticano, Ticano. Ticano, abati à la nage. Ticano, abati à la nage. Milo, oulo, pas me bagaille là. Oulo, pas me bagaille là. Oulo, pas me bagaille là. Ton DJ, maman. Oulo, pas me bagaille là. Oulo, pas me bagaille là. Oulo, pas me bagaille là. Ton DJ, pas me bagaille là. Oulo, pas me bagaille là. Oulo, pas me bagaille là. Oulo, pas me bagaille là. Ton DJ, c'est oulo, pas me bagaille là. Oulo, pas me bagaille là. Oulo, pas me bagaille là. Ton DJ, pas me bagaille là. Il m'appelle woy, c'est Ovation, sillonner.
les tambours avant moi. Faire là, c'est ça qui me torse, s'il vous plaît. Maman, moi, priez, tout n'a prié, n'est pas on va moi, n'est pas on va moi. Mettez la titi, n'est pas on roule, n'est pas on roule. À rouler, à rouler, rouler, à rouler, à rouler, rouler, à rouler, à rouler, rouler. C'est.
Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Kusuluta, 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 kusuluta. Chili, 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 chili. What? Good. Devant. Devant.
Joali ou pas en ligne, Joali. Roulez! Mathieu en ligne. Wait. BBC en Mathieu.
ritmi travolgenti del carnevale, Martinica. Ciao, grazie. Oh, bene, bene. Adesso andiamo veloci perché ci condurrà il nostro festival a Osilo, ma poi ancora, credo, Serbia e Venezuela. Serbia e Venezuela, sì, ma solo E proprio poi un accenno, diciamo, di Serbia e Venezuela per poi prepararci al gran finale di tutta la storia insieme. Dove è assolutamente obbligatorio partecipare, giusto? Quindi ci dobbiamo essere tutti. Adesso andiamo subito a Osilo, Maria Caterina. Andiamo a Osilo con il gruppo folk Tufudesu e li vorrei già sul palco per iniziare ad ammirare questo patrimonio vestimentario ricchissimo che a Osilo, che abbiamo già potuto vedere durante la grande parata. Eccoli Prego, qua. Gavino, prego. Gruppo Tufudesu, che tra l'altro stavamo parlando con Gavino a proposito della longevità dell'associazione. Festeggiamo i 50 anni con Itiri, c'è un grande rapporto che lega storicamente le due comunità e anche loro, insomma, formati nella fine degli anni 40, hanno avuto occasione, insomma, di segnare un percorso molto importante sul vestiario e sulle danze popolari di questo luogo. Una in particolare che li caratterizza, tra l'altro. Sì, e sarà la danza che eseguiranno stasera, proprio la più conosciuta, diciamo, ad Osilo, che però si chiama Saggesa, quindi c'è questo particolare denominazione della danza che in realtà deriva da quella che è la sua provenienza, perché il ricordo, diciamo, risale molto a lungo lontano nel tempo, il ballo degli sposi, ma avrebbe avuto origine da un matrimonio in realtà che era stato celebrato tra una donna di Aggius e un uomo di Osilo, nel corso del quale si sarebbe ballata questa danza che da Aggius poi ha preso il nome, Saggesa appunto, che poi è la danza della festa, la danza dei matrimoni. Sì, con Davide Caddeo all'organetto diatonico, che credo che sia tutto pronto, quindi possiamo ammirare con piacere e vivere il Saggesa del gruppo Tufudesu di Osilo.
Grazie Davide, grazie al gruppo Tufuddesu di Osilo e con Gavino. Allora io ti do questo omaggio che tu hai portato, che è una cartolina tra l'altro rinforzata, dipinta a mano, che racconta del 1905, ma dicelo tu. Sì, questa è una cartolina storica che rappresenta una donna in abito ittirese e una donna in abito osilese del 1905, quindi credo che la storia tra Osilo e Ittiri affondi radici molto antiche. Grazie Ittiri, grazie Ittiri Cannedo. Invece
hai preparato anche un altro oggetto che è un simbolo dell'abito. È il bottone di Osilo, che è molto più modesto del bottone di Ittiri, ma abbiamo voluto regalarvelo lo stesso perché per noi è prezioso comunque. Quindi grazie lo stesso. Allora, Piero Simula, vieni Piero. Vieni Piero, che è così Gavino ti consegna gli oggetti e noi ti ringraziamo ancora. Questo è uno, ma eccoci qua. Grazie mille. Grazie mille, accomodatevi pure. Vai. C'è una dedica. L'età non si misura in anni, ma in emozioni. Tantissimi auguri dal gruppo Folk to Fudesu. Grazie. Grazie Gavino. Grazie di cuore a tutti voi. Grazie a Davide Caddeo che vi ha accompagnati. E noi li salutiamo con un applauso di questo bel pubblico. Grazie mille. Allora, vieni, andiamo a presentare le prossime cose. Grazie. Vieni. Così. No, io lei. Non... Allora, Maria Caterina, adesso abbiamo veramente due quadri brevissimi. Il primo è quello della Serbia, per cui invito i musicisti, anzi stanno già lavorando. Siamo in una cittadina, l'hai detto tu, Kličevac, praticamente vicino a Belgrado, un luogo molto bello che racconta una storia anche del tempo romano. Loro insomma ci propongono questi ritmi che abbiamo visto anche ieri, estremamente incalzanti, piacevoli, quelli dispari, difficili dell'area dei Balcani. E quindi il gruppo che si rifà nel nome a questo personaggio, un eroe nazionale, Milenko Stojkovic, ci proporrà un quadro ancora una volta inedito rispetto a ieri. Sì, è la danza che si chiama Vlasko Nadigravanje, significa concorso, mi hanno detto, una danza della zona di montagna che è una sorta di competizione appunto tra i ragazzi e le ragazze, in questo ritmo così incessante, nella voglia di mostrare entrambi le proprie abilità al pubblico. Sì, è un'associazione molto ben consolidata, quasi 80 anni di attività e adesso ci rigodiamo insieme, quindi con la Serbia.
Grazie ancora alla Serbia, grazie.
Facciamo un bel applauso caloroso agli amici della Serbia, ai musicisti, ai danzatori, danzatrici, tutta la compagnia. Grazie, poi avremo modo, per chi ha piacere o per chi non li avesse ancora visti, di ritrovarli alla chiusura martedì ad Alghero insieme al Benin e insieme al Venezuela. Sì, adesso andiamo veloci. A proposito di Venezuela, adesso ci sarà la necessità di attendere qualche istante per preparare l'aspetto del complesso musicale e poi dopo il Venezuela avremo il gran finale insieme, poi subito dopo sarà il turno di Radio Sintony che ci porterà con il DJ Simon Luca in un altro quadro di festa e di musica. Ma intanto ecco, col Venezuela è interessante la loro esperienza musicale che già ci hanno fatto conoscere ieri sera. Anche qui tutta una serie di influenze musicali che nel tempo hanno creato il loro vero e proprio stile riconoscibile sia nei canti popolari che accompagnano tutte le fasi dell'attività e della vita dei venezuelani, che appunto nei momenti della festa. Tra l'altro in Venezuela c'è una grande comunità italiana, qui c'è una bella relazione. E a proposito della comunità italiana, forse anche nel nome c'è un po' di Italia, perché Amerigo Vespucci era rimasto impressionato dal fatto che c'erano tutta una serie di palafitte sopra l'acqua e l'aveva battezzato una sorta di Veneziola, quindi una piccola Venezia, e da lì poi è arrivato anche il nome attuale del Venezuela. Ci porteranno nel mondo delle danze, una sola, vero Maria Caterina? Sì, si chiamano Llano Querido e in realtà è una danza che è dedicata alla pianura, proprio dice cara pianura, si celebra proprio, si canta all'inizio del lavoro nei campi un insieme di melodie e poi al calare della notte si passa invece alle sonorità del llano con al ritmo i corazon, quindi insomma un ritmo un po' più veloce che accompagna la danza. Sì, e tra l'altro questa compagnia è una compagnia municipale, quindi ufficialmente riconosciuta, si intitola Mariara ed è molto importante perché insomma è un piccolo comune ma rappresenta una regione molto importante sotto il profilo insomma dell'aspetto legato alle tradizioni popolari. E c'è anche un modo interessante perché loro hanno creato una sorta di scuola che chiamano El Sistema, dove i giovani possono entrare e come dire, imparare gli strumenti musicali, cercare di assaporare le note, i ritmi per poi riproporli in occasioni come queste. Chiedo ai tecnici se tutto è pronto, perché vedo che stanno ancora armeggiando con microfoni, probabilmente ci avevano anche avvisato che sarebbe stato un cambio impegnativo, no? Questo con il Venezuela. Sì, ma intanto noi ci prepariamo poi dopo il Venezuela al gran finale. Ottavio, io a questo punto ne approfitterei, l'avrei fatto dopo, ma tenuto conto che i tecnici hanno bisogno ancora di qualche secondo, anticipo già un po' di ringraziamenti, quelli che dobbiamo fare, che vogliamo fare, quindi ricordando soprattutto le istituzioni che hanno contribuito a questa manifestazione, quindi la Regione Autonoma della Sardegna, la Presidenza del Consiglio regionale, l'amministrazione comunale di Itiri, la Fondazione di Sardegna, la Camera di Commercio nel circuito Salute e Trigu, la Fondazione Alghero, il Comune di Alghero, l'Università di Sassari di cui godiamo del patrocinio, e poi tutti gli sponsor privati che hanno contribuito alla nostra manifestazione in maniera veramente generosa quest'anno. Argilliti SRL che ha finanziato la realizzazione del murale, poi ancora Niedu Costruzioni, Mura Prefabbricati, Ocnoplast, LG Costruzioni, Copas, Massimo Fadda, Felice Mele, Manca Trasporti, Trachite Artigiana, Allestire, e poi ancora i partner, la Fondazione Maria Carta, la Proloco di Itiri, il Festival collegato di Sciampitta, i vitivicoltori itiresi, l'associazione Proloco, l'associazione Ischilias, l'associazione Mela Bacata, Caterina Cannoni per l'allestimento del palco e poi soprattutto davvero tutte le persone di Itiri, ma anche non di Itiri,
Itiri che veramente hanno contribuito e ci hanno aiutato per la realizzazione di questo festival. Immancabile la figura, l'iconografia di San Giovanni, sempre presente insomma nella loro rappresentazione. Mi pare che tutto sia pronto, 25 anni di attività, all'interno dello joropo si ruotano tutta una serie di altre danze, tant'è vero che c'è anche un inno non ufficiale del Venezuela, Alma Lianera, che è proprio una sorta di joropo ed è considerato insomma una sorta di inno nazionale, anche se non è quello ufficiale. Insomma, da lì tutta una serie di sonorità e di danze, tutto è finalmente pronto e quindi evviva Venezuela!
sabroso es cantar, se canta con emoción, se canta con emoción, canta, 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 entonces pajarillo canta, canta, entre mi corazón. Venezuela! Grazie! Allora, avete visto la nostra scenografia, prevede qualche goccia d'acqua, ma è tutto, fa parte tutto dell'allestimento, non vi preoccupate, è tutto previsto, perché adesso cosa abbiamo? Adesso abbiamo il gran finale, tutta la storia insieme di Itiri Cannedu, tutte le persone che hanno fatto parte di questi 50 anni di storia qui sul palco per eseguire una logudoresa, il nostro biglietto da visita, accompagnati all'organetto da Francesco Deiana, alla chitarra da Tore Mazzau e alla voce da Giovannino Marreu e da Gian Maria Cossu. Ma noi li vogliamo tutti sul palco perché queste due gocce d'acqua certo non faranno sparire il nostro gran finale. E neanche il nostro entusiasmo, per cui eccoli tutti, giovani, giovanissimi, maestri, direttivo, tutta la grande Storici. Squadra. Giuseppe, anche gli anziani, quindi. Ah, così? Va bene. Ottavio. Allora, ci siamo, insomma. Sistemiamo gli strumenti. Non vi preoccupate per l'acqua, adesso appena iniziano a ballare smette, è tutto previsto. Non... Dai, forza, perché veramente tante generazioni di Itiri Cannedu non possono essere sconfitte da due gocce d'acqua e hanno bisogno Eccoli. di tutto l'amore del pubblico. Ci servivano per le formichine quest'acqua. Allora, non appena... Ma avete visto che squadra? Che bellezza! Venite avanti, ci dovete stare tutti. Ecco qua, così. Oh, qui ancora, da questa parte, allargatevi ancora. Questo palco gigantesco non è sufficiente per contenere tutti e soprattutto per contenere l'entusiasmo, la gioia, la voglia di festeggiare, di segnare 50 anni di attività. Ecco, fammi ringraziare intanto che ci disponiamo tutti i tecnici, audio, luci, suoni, il regista Marco Tolu. Ecco, bellissimo Ottavio, il cerchio che si chiude, innestiamo ancora. Allora, come
Diceva Bachisio Bandino, ballo a 3 spizzas, 3 giri interi perché non basta più uno. E quindi vediamo se riusciamo a farli ballare tutti. La musica è pronta. Ci siamo, Luca? Non ancora? Mentre il nostro direttore di palco prepara gli ultimi dettagli per la musica. Bene. Ed ecco, la eccolo qua. bellezza del ballo sardo è che non c'è limite numerico, perché basta fare un altro cerchio e farne 2, 3 e comunque si riesce a stare tutti insieme nelle note di una logudoresa. E questa è una bellezza rara, quella che vedremo adesso, perché tutte le diverse generazioni, le diverse formazioni insieme per coinvolgerci nel ballo a Sa Logudoresa, a Boghe chitarra fisarmonica, anzi a 2 arbogues, chitarra e fisarmonica. Organetto. Ah, organetto, è vero, sì, organetto. Bene, mi sa che ci siamo. È solo una questione di qualche istante per gli ultimi microfoni. Per fortuna abbiamo ringraziato tutti i tecnici e poi ricordate, dopo la festa sul palco, la festa in piazza con Radio Sintony e DJ Simon Luca. Ecco, siamo riusciti a completare il quadro tecnico. E allora finalmente si comincia. Tutta la storia insieme. Logudoresa, Ittiri Cannedu. Microfono alla voce. Problemi tecnici di trasmissione. Asco, dagli questo e mi attacchi la tastiera dell'organetto. Un secondo solo, perché questa pioggia evidentemente ha creato, anche se poco, qualche piccolo problema tecnico. Stiamo cercando di capire, di ritrovare il microfono voce e poi ci siamo, insomma. Sì, ha preso qualche goccia d'acqua alla ciabatta e quindi vediamo se si riesce. Prova. Eccolo sì, qua. Sì, prova. Ce l'abbiamo fatta. Si parte. bella vicina, canto misa saccadana, sa domenica mudata, solo mi sono una linea, digri digri ding digri da, digri digri ding digri ding, digri digri ding ding
gatti sta per cominciare. Sai così tengo male, sai così tengo male, sai così tengo male, pure su e non io meo, digri digri ai.
Millumi su ballo. E allora questa è la nostra festa, questa è la festa di Ittiri, la festa della città, dell'associazione, degli gruppi internazionali, degli ospiti della Sardegna. Questa è la nostra grande festa che prosegue domani, dopodomani e poi Maria Caterina, l'anno prossimo un numero tondo di nuovo, 40 anni di festival. L'anno prossimo 40 anni di festival e questo applauso è per tutti voi, per tutti coloro che hanno scritto con noi la storia di Ittiri Cannedu e questo è il nostro modo per dirvi grazie. Presidente!